pomeriggio, ben trovati, nuovo fine settimana, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Il Punto. Oggi entreremo nel dibattito politico, quello della politica politicante, perché ci occuperemo di due partiti importanti nel panorama nazionale ma anche regionale. Parleremo del Partito Democratico, faide, veleni, ricorsi, insomma quello che sta succedendo in Sicilia. In pochi lo hanno capito, in tanti però hanno capito che c'è un cortocircuito interno a questo partito che diciamo, porta i Dem a un calo diciamo, continuo ad ogni elezione, e quindi cercheremo di capire e anche di spiegare le ragioni di questo calo, diciamo, nei confronti della percentuale dell'elettorato, ma cercheremo di capire anche davvero cosa sta succedendo, quali sono i motivi. E poi Forza Italia, altro partito, prima forza in Sicilia, in chiave nazionale è il secondo/terzo partito della coalizione di governo di centrodestra. In Sicilia però è il partito che esprime il presidente della regione, Renato Schifani, è il partito più numeroso all'Assemblea regionale siciliana, ed ha esponenti di spicco che professano grande unità, però poi dentro anche lì insomma le correnti e i dissidi si fanno sentire. Allora cercheremo di capire cosa sta succedendo anche in prospettiva, diciamo, a quello che vedremo nelle prossime settimane. Però attenzione, di tutto questo ne parleremo dopo. L'anteprima ovviamente è dedicata al nostro Totò Calì, che ci racconta una settimana davvero divertente secondo me. Allora Totò, ciao, intanto buongiorno, buon pomeriggio, benvenuto, buon fine settimana. Grazie. Ti vedo raggiante. Abbandono la politica internazionale per ritornare per scendere, alla politica locale. Per scendere coi piedi sulla terra, diciamo così, sulla terra, ecco, diciamo sulla politica locale. Vabbè, dai. Sul potere piccolino. Quanto sei subito così dissacrante come sempre. Allora andiamo, vignette. Allora, ecco qua, la prima. Dico, un ragazzo... Questa è stupenda, perché questa è una notizia di cronaca, si parte da una notizia di cronaca, vai. Allora. Studente catanese voleva truffare la regione per 86.000 euro ed è stato denunciato riguardo ai carovoli. E quello gli dice, vai a mare, non si ruba a casa dei ladri. Aspetta, però questa la dobbiamo spiegare. Che è successo? La regione aveva messo in campo diciamo, il rimborso, diciamo, nella misura per il carovoli, il rimborso per i biglietti aerei da parte dei residenti, cioè rimborsava i residenti che viaggiavano per studio o per lavoro in altre parti d'Italia. Che è successo? Questo studente catanese si è ingegnato e ha escogitato questa truffa ai danni proprio delle casse e della regione, riproducendo sempre lo stesso QR code. Aveva incassato già una sessantina di migliaia di euro, e poi insomma con altre nel conto corrente sono state trovate altre somme, insomma davvero 86.000 euro poi alla fine sono stati sequestrati. Fatta la legge, trovato l'inganno, si ruba a casa, cioè, insomma questo lo dici tu, io insomma mi astengo. Vai, prossima. Lo dici tu. Vabbè, prossima vignetta, vai. Vabbè. Il Papa. Allora, finalmente sono andati a cercare carte antiche e hanno trovato che il Papa Leone ha origini siciliane. È vero. E parte il primo miracolo. È già arrivato il primo miracolo, voli diretti dalla Sicilia per l'America e dall'America per la Sicilia. Hai visto? Neanche il tempo. Papa Leone, Delta Airlines. Vai, andiamo. L'Eurovision, questo è finito. Vai. È finito l'Eurovision, Lucio Corsi è arrivato quinto, e quindi qua adesso Lucio Corsi di nuovo torna coi piedi per terra, e qua è Lucio Corsi invece all'Eurospin. Sta facendo la spesa. Io dall'Eurosong all'Eurospin, Lucio Corsi, poverino, insomma è arrivato quinto, dai. Allora, questa è la notizia di ieri sera, vai. Questo è dell'amico tuo Alessandro Po. Anche tu, amico. Vai. Che cambia di nuovo casacca. Capito. E quindi, e niente, dopo la terza casacca si chiama cosplayer. Un fumetto. Un fumetto. Questo fa ridere anche me. Quante ne ha cambiate? Poi glielo chiederemo a lui. Quante ne ha cambiate? Se si contano più.
contano più, neanche le magliette d'estate si cambiano con questa velocità. Vai, prossima vignetta. L'ultima Oh. su Barbagallo. Questa è cattivissima, tra un po' parleremo anche di Partito Democratico. Vai. Il pacco con doppio senso. Non lo vuole Infatti, nessuno. Quando compri le cose su Schlein, le cose vanno a finire così. Questa è molto caustica. Adesso parleremo di quello che sta succedendo con la Schlein, no? Con la Schlein, il Partito Democratico, Anthony Barbagallo segretario uscente, la segreteria che verrà, insomma tutto il Partito Democratico siciliano. Lo analizzeremo all'interno di questa trasmissione. Il punto, noi abbiamo finito, no? Abbiamo finito, però abbiamo dato tanto. Abbiamo dato tantissimo oggi. Quella del cosplayer non è male, gliela recapiteremo direttamente al soggetto interessato. Grazie Totò, buon fine settimana, ci vediamo al prossimo fine settimana. Allora ci fermiamo, sigla e poi cominciamo la nostra trasmissione, il dibattito di oggi, il punto. Buon pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Il Punto, dopo l'anteprima con le vignette di Totò Calì che abbiamo apprezzato, molto sarcastiche questa settimana, più di altre. Cominciamo il nostro dibattito, abbiamo detto, oggi analizzeremo due partiti che stanno vivendo delle divisioni. Lo chiederemo ai diretti interessati. Certamente un periodo un po' turbolento all'interno. Uno è Forza Italia, l'altro è il Partito Democratico, con diciamo due letture, due sfaccettature diverse. Forza Italia, partito della coalizione di governo di Giorgia Meloni, con percentuali molto simili a quelle della Lega, ma distanti da quelle di Fratelli d'Italia. In Sicilia però è primo partito per percentuale, per numero di rappresentanza all'Assemblea regionale siciliana, quindi insomma un partito di peso. Al contrario, il Partito Democratico, primo partito di opposizione al governo di Giorgia Meloni, con la nuova segretaria Elly Schlein nel resto del paese, in Sicilia raccoglie e continua a raccogliere percentuali molto basse e distanti da quelle che il partito raccoglie nel resto del paese. Cominciamo e apriamo il dibattito con Giorgio Mulè, rappresentante di Forza Italia alla Camera dei Deputati, parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati, vicepresidente della Camera dei Deputati buon pomeriggio Mulè. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Da qualche tempo a questa parte è diventato punto di riferimento, mi corregga se sbaglio, Mulè, di qualche malpancista siciliano. È così, Mulè? No, non parlerei di mal di pancia. Parlerei invece di alcune autorevoli prese di posizione che dalla Sicilia orientale a quella occidentale chiamano Forza Italia essere il partito che è, cioè per essere un partito che non si chiude in se stesso, ma che sa aprirsi, sa dialogare, sa confrontarsi, soprattutto dà l'idea di dove sta. Quindi certamente al centro, ma al suo interno non deve in alcun modo dare l'idea di un partito autocratico o addirittura autoreferenziale. È quello che in modo diverso ha detto Marco Falcone, ha detto Matilde Siracusano, ha detto Tommaso Calderone, eccetera, eccetera, e quindi è soltanto la necessità di un confronto che io, spero, auspico, anzi sono certo avverrà di qui a poco. Allora, con noi, Mulè, ci sono i colleghi, perché lei è collega giornalista, quindi ti dovrei dare del tu, in realtà però rispetto, ovviamente. Le forme. Rispetto alle forme. Io non ho problemi, ma poi se non vorrei che si dicesse, ma allora sono amici, no. Manteniamo le distanze, poi al telefono ci diamo del tu. Allora, ci sono con noi i colleghi Antonio Condorelli, che è una presenza ormai fissa della nostra trasmissione, e la collega altrettanto presenza quasi fissa, uso il quasi, Miriam Di Peri,
ieri del quotidiano La Repubblica, molto noto, conosciuto. Ciao Miriam. Insomma, bella presenza oggi di Giorgio Mulè e soprattutto in questo periodo, in questo particolare momento storico. Antonio. Ma significativa perché quello che noi vediamo è che Mulè è sempre più presente anche su dossier scottanti che sta attraversando la regione siciliana. Quello invece di cui tutti parlano è che lui potrebbe essere il candidato presidente della regione alternativo non solo a Renato Schifani, ma è in grado di rappresentare un'area che riesca ad andare oltre anche Forza Italia. Però siamo in una fase di assestamento. Allora, fermo lì, perché Forza Italia si è riunita la scorsa settimana a Noto, noi abbiamo fatto il collegamento in diretta, sono successe delle cose, è venuto anche il segretario del partito, il vice premier Antonio Tajani, a benedire questa convention siracusana. In questa scheda Simona Mazzone ci ha riassunto che cosa sta succedendo in Forza Italia. Partiamo da queste domande del servizio di Simona Mazzone. Mulè, manca Berlusconi? Riusciranno queste anime a trovare un punto di incontro? Guardi, a me il presidente Berlusconi manca in virtù del fatto di aver avuto il privilegio di potermi abbeverare, diciamo, alla sua sapienza, alla sua capacità, come diceva lui, di essere concavo e convesso. Forse in Sicilia, all'interno di Forza Italia, bisognerebbe mutuare quella lezione e non andare neanche dare l'impressione di un partito che vuole escludere, ma un partito che invece vuole includere. Quindi le dichiarazioni a cui avete fatto riferimento di Matilde, di Marco Falcone, eccetera, vanno tutti nella direzione di un partito che ha necessità, a questo punto improcrastinabile, di doversi incontrare e parlare, perché Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta non possono essere dei casi isolati, segnalano la necessità di confrontarsi all'interno di un coordinamento regionale, di una segreteria regionale che da 2 anni non si è mai riunita. E quindi è arrivato il momento di riunirla, di dirsi le cose come si fa nelle famiglie senza veli, con il rispetto che è la precondizione per stare tutti insieme e per evitare di fare l'unica cosa che i nostri elettori non accettano. I nostri elettori non accettano i litigi in casa e i litigi all'interno del centrodestra. Tutte le volte che abbiamo litigato e poi ci siamo divisi, i elettori ci hanno punito, ci hanno penalizzato e abbiamo perso. Forza Italia, con il grado di credibilità e di seguito che ha in Sicilia, non se lo può e io non lo permetterò, lo dico io per primo. Miriam, a te. Ecco, Mulè, da bravo giornalista mi ha bruciato la domanda, che sarebbe stata proprio su questa segreteria regionale che non è mai stata convocata, ecco. Senza girarci attorno, dentro Forza Italia c'è un problema sul coordinatore Marcello Caruso. Ma guardi, sarebbe riduttivo se noi addossassimo su Marcello Caruso, che generosamente fa il ruolo che svolge, le responsabilità. Sicuramente quello che manca è una condivisione, una collegialità, diciamo così, all'interno di questo coordinamento regionale che non c'è mai stato, perché appunto da 2 anni che c'è il commissario, 2 anni non si riunisce. Io, come dire, ho notizie fresche da ieri da Marcello che di qui a poco questo coordinamento, questa segreteria sarà convocata. Oltretutto noi questa settimana abbiamo una segreteria nazionale, io stesso solleverò la questione della segreteria nazionale con la necessità che ci sia questo incontro, perché non è giusto, non è bello e non bisogna parlarsi sui giornali, bisogna parlarsi tra di noi nelle sedi opportune. Mulè, lei è stato certamente... Prego, continua. Vai. No, quindi ho capito bene, il caso Sicilia finisce in segreteria nazionale di Forza Italia. Guardi, io sono membro di diritto indicato dal presidente Berlusconi in quella segreteria. Male farei al mio partito e male farei alla Sicilia se nascondessi la polvere sotto il tappeto. Parliamoci, confrontiamoci, le parole non hanno mai fatto male, quindi è giusto farlo e lo faremo. Ce lo farò io adesso il 29, c'è la segreteria e solleverò il caso.
Muriel, lei è stato il primo a sollevare anche il caso della sanità in Sicilia con il manager Croce, qualcosa che non andava e che evidentemente stava andando male a Trapani, perché avete avuto testimonianze, sentori, insomma, che insomma, questi famosi esami istologici erano veramente troppo in ritardo, avevano causato già dei drammi. In quel periodo l'assessore alla sanità era l'assessore alla sanità di Forza Italia, era l'assessore Giovanna Volo, poi è diventato sempre un assessore indicato dal governo Schifani, l'assessore Faraoni. Insomma, lei proprio in quel periodo, diciamo, facendo quello che probabilmente qualunque persona di buonsenso avrebbe fatto, no? Diciamo, attenzione, c'è qualcosa che non va, perché mi arrivano dei sentori e come dire, delle testimonianze vere. Là è stato preso come un antagonista proprio a questo governo Schifani, proprio al Presidente della Regione, nell'ambito della sanità, che è stato proprio l'ambito in cui, diciamo, il Presidente si è voluto riservare le carte. Come la racconta adesso questa situazione? Il manager La racconto come un caso in cui la politica non deve entrarci nulla. Davanti alla vita e alla salute delle persone a me non interessa se uno è bianco, è rosso, è nero, è verde, proprio non mi importa nulla. Il caso di Trapani è un caso tragico, drammatico, vergognoso, investe migliaia di persone, siamo arrivati ad avere 3.300 referti istologici in ritardo, abbiamo persone che oggi io sto seguendo, diciamo, umanamente a Roma, a Milano, che fanno la chemio, che fanno la radio, perché hanno ricevuto dopo 8-10 mesi un referto con tumori che si sono sviluppati a causa di questo ritardo. Glielo dico proprio come lo dicesse un nemico, a me non me ne è fregato nulla di chi fosse il direttore, chi l'avesse indicato, su quella vicenda ho preteso che si andasse in fondo, soprattutto perché si è mentito al Parlamento italiano in due occasioni, in occasione di due question time a gennaio e febbraio, non si è detta la verità è venuta fuori perché caparbiamente ho preteso che quale che fosse quella verità venisse fuori, è venuta fuori. Il fatto che il dottor Croce si sia dimesso all'ultimo secondo possibile non solo non mi dà soddisfazione, ma certifica un fallimento amministrativo che non potrà fermarsi a Croce. Ci saranno ancora delle questioni da affrontare anche di natura legale, c'è soprattutto e innanzitutto la questione della vita, della salute di persone, di madri, padri, di famiglia che in questo momento lottano per la vita a causa di questi ritardi. Cosa vuole che me ne freghi, mi scusi ancora la volgarità, se Croce era indicato, l'assessore era indicato da Forza Italia. Chi non è capace e ha il dovere dell'assunzione di responsabilità perché dirige una amministrazione pubblica ha il dovere di assumere quella responsabilità, porre in atto tutti i correttivi e in questo caso tutti i correttivi sono stati posti in atto perché nel giro di 3 settimane tutti i referti sono stati smaltiti grazie all'intervento, devo dare atto, all'assessorato regionale sanità e al presidente Schifani di non essersi voltato dall'altro lato, di non aver difeso la posizione di Croce, ma di aver guardato a quello che bisognava guardare, cioè il principio costituzionale di diritto alla salute e diritto alla vita. Tutto il resto appartiene a quel teatrino della politica che diceva Berlusconi, nel quale io né ci voglio entrare, anzi voglio starci ben distante perché sono fatto diverso. Le misure che ha posto in essere l'assessore Faraoni, ma anche comunque quota parte Iacolino, sono idonee a evitare che si ripeta questa tragedia, questo scandalo in futuro, secondo lei? Secondo me sì, perché impone la consegna dei referti tra 5, 10 e 20 giorni a secondo della patologia con un sistema di monitoraggio che non permetterà più quelle falle. Guardate che a Trapani è successo anche che il server di collegamento, cioè i computer tra Castelvetrano e Trapani, erano stati staccati con tutti i sistemi di alert. C'è un'indagine dei NAS, c'è un'indagine della Procura in corso, stiamo scoprendo, ahimè, delle porcherie, ok? Che, come dire, non potevano essere tollerate. Il sistema messo in atto adesso eviterà sicuramente che questo accada in futuro. Miriam, a te. Lei ha parlato di fallimento amministrativo che non si ferma a Croce. Sì. Sopra Croce sì, perché ci sono i sarebbe vertici riduttivo. dell'assessorato alla sanità e l'assessore.
espressione di Forza Italia entrambi. Sì, scusi dottoressa Di Perio, io lo ripeto, a me che siano di Forza Italia non me ne impipa assolutamente, non mi importa. Non è perché se sono di Forza Italia sono esenti da responsabilità o da conseguenze. Se hanno sbagliato devono pagare. Ma c'è il principio di responsabilità che deve essere sopra ogni amministratore pubblico, me compreso. Se io sbaglio, io pago e se mi devo dimettere, mi dimetto. Dopodiché non ha importanza, quando si parla di salute, di vita delle persone, non può entrare in campo l'appartenenza politica, perché i guasti anche in Sicilia, e non parlo della giunta Schifani, i guasti in Sicilia sulla sanità sono figli di una invasione della politica che troppo spesso ha deciso in passato sulla base dell'appartenenza e non sulla base della competenza. Bene, c'è da nominare adesso il direttore dell'ASP di Palermo? Io pretendo che questo direttore non sia espressione di un partito, ma sia espressione delle competenze, che poi il partito, come è giusto che sia, assuma la responsabilità di garantire per curriculum e competenze, bene, ma non è motivo, come dire, che lo fa preferire rispetto a un altro. Ciò che deve essere innanzi a ogni cosa è la competenza e la capacità di poter agire dove viene indicato. Senta, Mulè, ma a Noto lei è stato invitato? Io a Noto ho ricevuto una telefonata dell'onorevole Giannuso, che peraltro spesso viene a farmi visita a Roma col papà, eccetera, dicendo che non so, aveva avuto un disguido, ci aveva provato, non mi aveva trovato. No, non fa niente, guarda. Cioè, è l'ultimo dei miei problemi essere Ma la invitato. Siracusana ci è rimasta male, poverina, ha visto? Che Vabbè, Matilde ci è rimasta male non per questo, Matilde rimane male perché ha subito sulla sua pelle quella che ritiene, a mio giudizio, anche giustamente un'ingiustizia rispetto al fatto della baraccopoli di Messina. Ne ha fatto una battaglia dal 2018, da quando è in Parlamento, quindi ha vissuto quel cambio al vertice del commissario come una mancanza di fiducia. Ecco, e quindi ha reagito come sapete. Diciamo, ma con parole sue, diciamo, Mulè, lei è bravo anche a farlo capire ai nostri telespettatori che ci guardano, ma qual è la lamentela, diciamo, lei ha detto non ci sono malpancismi, ma come dire, un po' di amarezza, cosa c'è? Schifani parla poco con tutti, ma gliel'ho detto, che succede? gliel'ho detto, cioè io lo ripeto, mi scuso se non sono stato chiaro. La necessità è quella di parlarsi, non io e lei nel chiuso di una stanza, di trovarsi tutti insieme dentro una stanza e insieme condividere quello che deve essere una linea politica anche regionale, che certamente nel Presidente della Regione trova la sua realizzazione, e poi nei territori deve trovare la sua realizzazione. Non è normale che a Trapani il coordinatore della provincia ha la guerra in corso con il deputato che la rappresenta, non è normale che a Enna un deputato regionale, un eurodeputato arrivano ai Ferricorti, non è normale che ad Agrigento succeda la stessa cosa, e lì mi fermo per carità di patria. Vogliamo trovare Andiamo un su momento Catania, in cui andiamo su Catania finalmente... pure, andiamo su Catania. Su Catania, allora andiamo su Catania. Nicola D'Agostino, Marco Falcone segnalano anche nel governo dei territori delle difficoltà di confronto, di raffronto con la presidenza della regione, che è inutile che continuiamo a farle con una telefonata e un incontro a tu per tu. Troviamoci insieme, perché ripeto, non c'è motivo di non parlarne, non c'è motivo di nascondere, di fare le interviste ai giornali, di farvi perdere a voi mezz'ora oggi di una trasmissione in cui potremmo parlare di tanto altro, e basta trovarsi e parlarsi, fine. Senta, ma oltre a trovarsi e parlarsi dal punto di vista politico, come si sciolgono questi nodi? Perché qualcuno parla anche di necessità di rimpasto, Corretto. inadeguatezza di alcuni rappresentanti, criteri di scelta di coloro che poi vanno a guidare importanti società partecipate o importanti incarichi. Cioè, volete mettere anche queste cose sul tavolo? Quale sarà lo sbocco politico di questa crisi? Guai se dessimo l'idea che tutto questo è una guerra di poltrone, guai se dessimo anche soltanto la percezione che il problema è assicurarsi questo o quel direttore generale o un collegio sindacale, guai. Quello che deve guidare, come lei ben sottolinea, è l'azione politica, cioè
su termovalorizzatori, dissalatori, sulla sanità, sull'accesso alle cure, sui vulnerabili, sulla sicurezza. È possibile che ci possa essere un contributo da parte di deputati regionali, nazionali, europarlamentari in modo diverso? Io lo dico perché, ad esempio, sul fronte dell'accesso alla sanità, di qui a poco, io presenterò un'iniziativa che io ritengo rivoluzionaria per la Sicilia, perché si tratta di dare accesso alle cure ai vulnerabili, non parliamo soltanto di sé, a chi non si cura per alcune patologie, dando la possibilità di avere gratuitamente vita naturale durante alcuni farmaci. È una linea che vogliamo condividere e mutuare altrove? Secondo me sì. Vogliamo poi parlare di porti? Bene. Non parliamo dei porti per cui Palermo spetta a Forza Italia, la Messina alla Lega o a Fratelli d'Italia, non mi ricordo, e Catania non so a chi. Parliamo di un sistema di infrastrutture che insieme a porti e la logistica degli aeroporti possa essere sviluppato, in cui il beneficio non è del singolo deputato che ha messo, tra virgolette, il capo della partecipata, è un disegno che è politico, che riguarda la regione e deve avere un naturale sfogo a Roma e a Bruxelles. Vogliamo fare questo? Bene, siccome le menti ci sono, le capacità ci sono, l'invito, l'appello è a quello a condividere, andare tutti insieme verso una direzione che però è comune e condivisa. Mulè, però lei lo sa, poi diciamo, ogni singolo deputato, non parlo solo di Forza Italia, deve rispondere anche in qualche modo a chi gli dà i voti, no? Alle preferenze, insomma, qui la campagna, diciamo, la battaglia è proprio sulle singole preferenze ormai. Come si fa? Sì, ma guardi che, come dire, quotidianamente io faccio ambulatorio, come lo chiamiamo a Roma, rispetto al territorio. Non è che non abbia decine barra centinaia di persone che hanno una necessità e che io, pur non conoscendo, le seguo, perché anche ancora una volta non mi importa se hanno votato me o un altro, importa che uno faccia il bene del suo territorio, ma l'elenco, guardi, è infinito. Ma questo non vuol dire che però deve essere sporcato quello che è un indirizzo comune. Tutti facciamo politica per il territorio, viceversa mica sarebbe uscita la storia di Trapani. La storia di Trapani esce perché ci sono 4 persone a Pantelleria, 3 a Mazzara e 4 a Marsala che fanno delle telefonate. Sono elettori? Probabilmente sì, anzi le dirò, alcuni certamente no, eppure riconoscono nella figura mia o di altri deputati, c'era anche l'Onorevole Dalla Chiesa allora che mi ha seguito in questa battaglia a gennaio, riconosco delle figure credibili e autorevoli. Io penso che sia, come dire, un patrimonio che noi dobbiamo assolutamente sviluppare, ma vale per tutti. Guardi, parla con uno che è andato nelle carceri, va nelle carceri a mettere, come dire, le mani nella carne viva di quel disagio, per cui si fa anche carico, come altri colleghi, di fare degli atti concreti. Che ne so, regalare 100 ventilatori, ecco, perché non si respira. Significa andare a caccia di preferenze? No, significa interpretare il proprio ruolo a, come dire, disposizione del territorio e delle persone, e così vale per milioni di altri esempi. Senta, tra i dossier caldi non ci sono solo quelli dentro Forza Italia, visto che per il ruolo che lei ricopre ci sono anche quelli con gli alleati o con i partner, per esempio con Grande Sicilia. Come valuta questa fase alla luce di ciò che è accaduto alle provinciali, in particolare il caso Siracusa, ma anche complessivamente questo rapporto con Grande Sicilia e Raffaele Lombardo? E anche alla luce di quello che stanno raccontando anche, insomma, le ultime inchieste, c'è un po' scomodo questo rapporto. Guardi, sulle inchieste, come sa, voi mi conoscete anche non poco, il mio atteggiamento è quello di rispetto nell'attesa che al di là di un'accusa poi si concretizzi un processo, una condanna, eccetera. Quindi sui processi e men che mai sulle inchieste sarò l'ultimo a dire una parola. Dico che dentro Grande Sicilia, c'è inutile nascondere, Gianfranco Miccichè è certamente un mio amico. È un mio grande amico. Raffaele Lombardo è una persona con la quale discuto e anche mi fa piacere discutere e confrontarmi. Roberto Lagalla, non ne parliamo, insieme stiamo mettendo su quello che io ritengo ancora una volta un'iniziativa rivoluzionaria per Palermo e che porta Palermo all'interno delle Nazioni Unite come punto di riferimento delle città metropolitane, e ne parleremo con lui a tempo debito di qui a poco. Quindi sono persone con le quali condivido innanzitutto un indirizzo politico. Secondo me, dal punto di vista anche, diciamo, della collaborazione elettorale, si è dimostrato
alle ultime europee, nella quale Raffaele Lombardo e Gianfranco Miccichè hanno fatto campagna elettorale per una candidata di Forza Italia, che era Caterina Chinnici, che è stata eletta anche e soprattutto grazie a quelle preferenze, a parte il lavoro che abbiamo fatto poi con Marco Falcone, io e altri colleghi. Quindi c'è un'assonanza ed è frutto di una storia comune e di un vissuto comune. Poi, ripeto, la Sicilia è terra in cui stamattina diciamo che si parla in latino, stasera si parlerà in greco, quindi diciamo sul trasformismo politico, il milazzismo non lo scopro io, però mi sembrerebbe difficile, sono talmente radicati quei valori. Cioè, poi c'è ovviamente chi usa la politica come un taxi, non è che mi sorprende, chi cambia e sballonzola da un partito all'altro. Recentemente è andato via l'ex capogruppo a Palermo di Forza Italia, che soltanto pochi mesi prima era stato definito colui che incarnava i valori di Forza Italia, tanto lo incarnava che se n'è andato a proposito di taxi. Noi oggi abbiamo Alessandro Porto qui, quindi insomma che già ci ascolta dietro le quinte. Lo saluto con piacere. Allora, lei vola altissimo e io invece la il pericolo è che chi vola altissimo cade anche in maniera, come dire, ripida, quindi no, però sta tanto facendo... le mie mani non le vedete in questo momento, quindi non c'è problema. Ma sto facendo solo sta facendo un ragionamento politico molto alto. Io torno di nuovo alle questioni molto più terra-terra. Allora, per esempio, uno dei temi più difficili da dirimere dentro la Forza Italia siciliana è dettata dalla rappresentanza di Forza Italia in giunta, nella giunta regionale, nella misura in cui gli ultimi due assessori di Forza Italia che sono stati sostituiti senza alcuna forma di concertazione col gruppo parlamentare. Questa cosa non soltanto ha creato delle frizioni, ma ha fatto sì, come dire, che il gruppo parlamentare fatichi a riconoscersi, a sentirsi rappresentato dall'assessore all'economia e dall'assessora alla salute, che sono più in quota Schifani che in quota Forza Italia, ecco. Anche questo aspetto finirà sul tavolo della segreteria nazionale? No, penso di no, perché questo è invece qualcosa che dobbiamo vedere insieme in Sicilia. È bene che, come dire, le discussioni siciliane rimangono in Sicilia. Certamente, come dire, c'è un campanello che in realtà è diventata una campana quando in aula l'Assemblea regionale ha i voti segreti e si va sotto non per 1 o 2 voti, ma per 10, 12 o addirittura 16 voti. Allora lì è un problema. È evidentemente, come dire, il campanello d'allarme che suona. Poi 2 assessori tecnici certamente lasciano la marimocca a una classe di deputati regionali che evidentemente giudicano se stessi in grado di ricoprire quelle cariche, quindi si pongono una domanda sul perché questa classe politica che è stata eletta, cioè è stata indicata dal popolo siciliano come classe dirigente della Sicilia, poi non possa fare l'assessore. Però lì deve essere il Presidente della Regione che serenamente si confronta e spiega, e anche per evitare quello che secondo me è certamente una depravazione della politica, cioè il voto segreto, impallinare il proprio Presidente e poi andare a battere le mani l'indomani non è un segno di grande dignità politica, ecco, diciamolo con grande chiarezza. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, quindi io sono qua e vi dico come la penso. Dopodiché se mi chiedete che ne so, su temi, ho anche votato contro il mio partito, perché come dire, se uno ha dignità politica le cose le dice, le fa. Non è che lo fa di nascosto e poi batte le mani. Allora, l'ultima domanda. Ultimo scoglio di questo ragionamento è sicuramente quello del rapporto con Fratelli d'Italia. Qual è il suo giudizio politico e quale può essere la strada per le prossime mosse? Ma guardi, il rapporto con Fratelli d'Italia, così come quello con Lega, fatemi dire anche Grande Sicilia, non può essere che di collaborazione, perché ripeto, questo centrodestra è vincente se è unito, tanto è unito che è una specie di calamita per chiunque perde le elezioni come Presidente della Regione, appunto Caterina Chinnici, Giancarlo Cancelleri, Gaetano Armao, Cateno De Luca. Cioè, è
una cosa, cioè, è un caso da studiare se ci pensate. La Sicilia è dove uno si presenta, poi c'è la sindrome di Stoccolma per cui ci si innamora. Vabbè, ma perché? Perché questo centrodestra sa essere unito e sa fare sintesi, anche rispetto ai temi siciliani, a quello che riguarda la Sicilia. Poi, dentro Fratelli d'Italia, non mi permetterò mai di dire una parola su di loro come sul gruppo della Lega. Diciamo, abbiamo abbastanza cose da capire dentro Forza Italia per potermi permettere di dire una parola su Fratelli d'Italia. Senta, Mulè, chiudo io. È stato avventato il presidente Tajani, diciamo, con le sue parole che abbiamo sentito anche nel servizio su Renato Schifani, sulla ricandidatura di Renato Schifani? Ma no, Antonio è persona mai avventata, anzi avveduta, direi, per ruolo, per storia. Cosa volete che vi dica oggi? È giusto che sottolinei come l'azione amministrativa di Schifani sia corretta e che quindi sia il candidato naturale. Ma il 27 è il 27, cioè può essere che lo stesso Schifani a un certo punto invece cambi idea, però ripeto, chi guarda il 27, e vedo che in giro tanti guardano il 27, fa un torto a ciò che va fatto oggi. Ma perché pensiamo al 27 se ancora abbiamo 2 anni in cui dobbiamo ridare l'acqua ai siciliani, dobbiamo dare certezze sui rifiuti? Guardate, negli anni 60 le campagne elettorali si facevano su acqua, rifiuti e fogne. È mai possibile che nel 2025 ancora noi dobbiamo andare dietro a acqua, rifiuti e fogne? Allora, abbiamo 2 anni per dimostrare di essere in grado di risolvere questi problemi come è stato promesso di fare. Almeno uno, dico. Possiamo parlarne nel 27 uno. poi di chi si deve candidare? Almeno uno di questi. Allora, Miriam, Almeno uno. Allora, Miriam, siamo in chiusura. Mi pare che qualche titolo ce l'ha dato il collega parlamentare, vicepresidente. Farete litigare domani, lo so io. No. Direi di sì. Mulè, non facciamo litigare nessuno. Ci sono abituato, quindi vabbè. Siamo moderati noi qui, nel senso più ampio del termine, non politico. Allora, grazie Giorgio Mulè per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, buon proseguimento. Noi ci fermiamo, piccola Grazie. pausa. Adesso apriamo un'altra pagina, quella del Partito Democratico. Già Miriam là si sta sfregando le manine perché si è molto interessata del Partito Democratico in queste settimane. Tra un po' con noi altri ospiti, altro dibattito proprio sui Dem, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, abbiamo ascoltato nella prima parte della nostra trasmissione Giorgio Mulè, esponente di peso del Partito di Forza Italia. Abbiamo detto questa trasmissione stiamo analizzando lo stato di salute di 2 grandi partiti, storici partiti, uno del centrodestra Forza Italia, primo partito in Sicilia. Adesso apriamo la pagina del Partito Democratico. Saluto gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, l'onorevole Giovanni Burtone, deputato regionale del Partito Democratico, Peppe Calabrese, dirigente del Partito Democratico, esponente del partito nell'area di Ragusa, ma che conosce ovviamente le dimensioni regionali del partito. Poi l'onorevole, no aspetta, lui lo sveliamo dopo un attimo, perché lui oggi è, come dire, un personaggio anche in qualche modo dipinto dai giornali in maniera colorita. Allora, saluto l'onorevole Valentina Chinnici, deputato regionale del Partito Democratico, benvenuta onorevole Chinnici, è rimasta con noi Miriam Di Peri, Antonio Condorelli, e saluto Alessandro Porto, deputato regionale fino a qualche ora fa del gruppo misto, oggi deputato regionale di Fratelli d'Italia, giusto? Del gruppo di Fratelli d'Italia. Esattamente. L'ultimo Porto, l'ultimo, non ce n'è più. Scusate Luca, io ho letto qualche pezzo da qualche parte, qualcuno dice cambio casacca. No, sulla Io Sicilia. non ho mai avuto una casacca, io sono l'outsider della politica, quindi mi sono stato sempre riconosciuto come tale. Il problema è che i partiti, o qualcuno veramente, non più che i partiti, perché i partiti sono un'altra cosa, è che qualcuno pensa di mettere il sacco a chi chiaramente invece vuole, come dire, rappresentare una comunità e vuole lavorare per il bene comune. Dico, le cose bisogna anche saperle guardare dalla giusta prospettiva. È risaputo, guarda, io non credo che bisogna parlare con me, basta confrontarsi con i consiglieri del comune di Catania che, come dire, sono seduti e hanno l'onore di rappresentare la città per, come dire, dimostrare che io in questi 2 anni e mezzo di amministrazione non sono stato mai
né difeso né c'è stato mai fatto una nota positiva nei miei confronti, e una volta, devo dire, ho avuto anche qualche problema quando ho presentato una delibera di protezione civile, quindi bene comune, che ho dovuto chiamare direttamente Raffaele. Da parte dell'ex partito, no? Da parte delle... No, ero protezione civile, quindi ero io assessore comunque dell'amministrazione Trentino, ho dovuto chiamare Raffaele Lombardo in persona perché qualcuno del mio partito non voleva votare pur di osteggiare quello che chiaramente era l'attività di giunta, eccetera. Dico, ma me ne potrei raccontare decine, ma non mi piace, ma guarda, ma io non mi piace, carattere personale quasi. Ma io non mi piace neanche, come dire, ho letto il comunicato che hanno fatto che mi ha stupito, dico, visto che non c'erano tutti i nomi, hanno preferito dire consiglieri, perché forse qualcuno non era d'accordo nel comunicato, devo dire, mi ha particolarmente colpito quello che hanno detto, che io ho avuto l'incarico, quindi come dire, se avessi come dire, usufruito di un incarico che ho lavorato un anno e sono stato, come dire, retribuito per un mese, quindi ho lavorato un anno gratis per la regione, quindi il sacrificio l'ho fatto io sicuramente nei confronti del partito, che ho aiutato l'assessore Di Mauro. Il comunicato dell'MPA è stato veramente pesante, no? Cioè, nel senso, diciamo, gli auguriamo tanta fortuna, conosciamo il collaudato copione, insomma quasi a prenderla un po' in giro, finalmente con voi, finalmente in un partito vero, mi sento libero, non ne potevo più, diciamo, riprendono le parole, diciamo, che più o meno lei è sempre... Non ho mai detto non ne potevo più, chiaramente ho solo rappresentato quello che sto rappresentando adesso, e comunque oggi ti darò uno scoop che non ho mai detto e che chiaramente ormai la città è piena di questa cosa, ma lo dirò alla fine. Mi piace prima raccontare alcune cose che sono state, come dire, la causa del motivo per poter poi arrivare. Ora, al di là però, Porto, del caso specifico sulla persona, diciamo, questo è, guardo anche in questo caso i deputati regionali che sono qui, compresi i colleghi giornalisti, è un po', diciamo, la rappresentazione di questa mancanza ormai, no, di ideali, diciamo, che rappresentavano una volta i partiti. Lui dice: io non ho mai, diciamo, non ho mai avuto appartenenza militante a un partito, no, Porto, questo è, diciamo, ho fatto la mia politica e con chi me l'ha consentita di farla in quel determinato momento storico, con i miei ideali che non sono quelli, diciamo, del partito politico. Ora, dire una cosa di questa 20 o 30 anni fa era impensabile. Burtone, lei, diciamo, che ha tanta esperienza. Sì, si aderiva ad un partito partendo da un'esperienza valoriale, di ideali, un progetto per la nostra società, ma anche ora. Noi abbiamo fondato il Partito Democratico mettendo insieme filoni culturali e politici diversi, la sinistra riformista, ma anche il cattolicesimo democratico, e quindi c'è una ispirazione di fondo. Abbiamo posto anche delle modalità di partecipazione, lo strumento nuovo portato avanti dal professore Parisi delle primarie. Certo, in un partito ci sono anche regole e quindi c'è un aspetto della vita politica che non deve essere quello prevalente, ma c'è alla base. Io ho sentito interviste, non mi permetto di intervenire quando non ci sono gli interlocutori, però dire facciamo questo, il discorso deve superare le polemiche, dobbiamo entrare tutti nel merito e trovare una soluzione, è facile dirlo, è molto più difficile e complesso arrivarci. Bisogna avere rispetto dell'altro. Le regole si fanno per regolamentare una vita interna. Quindi ci possono essere anche elementi distorsivi, ci possono essere elementi interpretati in maniera diversa, ma la base del partito rimane quella ideale, per quel che ci riguarda. Noi, quando abbiamo fondato il Partito Democratico, abbiamo messo l'anima nel Partito Democratico, che era la nostra storia. Tra l'altro, venendo da una storia politica che aveva avuto dell'evoluzione. Per quello che mi riguardava, io sono stato della sinistra democristiana con Nicolosi, Mattarella, poi Partito Popolare Italiano, restammo in pochi nel Partito Popolare perché tanti andarono verso Forza Italia, verso l'UDC, a Catania. E poi abbiamo fondato la Margherita per tentare di dare qualcosa che avesse la possibilità di entrare nell'opinione pubblica come una vicenda più complessa, ed infine la scelta, quella di mettere insieme filoni culturali che, se fossero rimasti separati, avrebbero determinato una condizione favorevole alla destra. Perché nelle divisioni chi è compatto? Il centrodestra è stato subito compattato da Berlusconi. Ricordo che allora c'era Alleanza Nazionale. Eppure Berlusconi riuscì a mettere dentro anche chi non aveva fatto Fiuggi.
e quindi non aveva abiurato rispetto al fascismo, eppure mise insieme quello. La gioiosa macchina da guerra ebbe un risultato limitato, segni col Partito Popolare che pensavano di poter avere un grande risultato, ebbero invece soltanto il 18%, ci fu questa intuizione politica che aveva però un elemento fondante, la partecipazione alle scelte, non partecipazione verticistica. Aspetta, scusa un attimo, fallo finire, perché la partecipazione non è solo la partecipazione di chi partecipa, diciamo, a comporre, no? Ma la partecipazione anche di chi viene coinvolto poi da questo. Ma senza dubbio, perché noi abbiamo insistito sulle primarie? Perché un partito come il Partito Democratico non può pensare con la testa rivolta al Novecento. Lo strumento era nella Democrazia Cristiana e poi un poco nel Partito Popolare, ma fu subito abbandonato, quello di tesserare, di indicare un gruppo che coinvolgesse e che portasse avanti la linea politica in un territorio. Con il Partito Democratico si è fatto un passo avanti, sì, c'è stato chi in questo processo ha messo qualche elemento distorsivo. Poi fortunatamente è andato via, perché c'era chi portava elettori che non erano nostri. Avveniva nella città, non nei paesi. Noi non abbiamo mai permesso a nessuno della destra di venire a sporcare le nostre primarie. Io ricordo che quando la prima volta facemmo le primarie con Romano Prodi, a Catania mi diedero 60-70 schede. Li abbiamo esauriti in 10 minuti. Abbiamo dovuto fare le fotocopie. Quella volta votarono oltre 600 persone nella mia città ed erano tutte persone che avevano una visione del centro-sinistra. Poi mi spostai a Catania. C'erano in fila le suore, c'era in fila un prete, un magistrato che isolatamente andò a votare per le primarie. Cioè fu un elemento poi, di partecipazione. Io capisco, dico, però poi arrivarono i cinesi, poi arrivarono... Ma infatti questo ho detto, c'è stato chi ha fatto... Ma bisogna correggere i processi, mi scusi. I processi si hanno una loro validità, poi vanno custoditi, vanno garantiti, vanno rettificati. Se ci sono le distorsioni si trovi il modo, ma lo strumento della partecipazione vitale mi si permetta, soprattutto in un partito, come è stato detto da lei nell'introduzione, che ha fatto passi indietro in Sicilia e non passa avanti. Adesso ne parliamo. Allora facciamo così, ci ascoltiamo la scheda e vediamo la scheda che ha curato Simona Mazzone a proposito del Partito Democratico. Poi la commentiamo e cerchiamo di spiegare con tutti che cosa sta succedendo in questo partito, perché un giorno sì e l'altro pure si trovano cronache del Partito Democratico su tutti i giornali, i siti e anche in televisione. Il servizio di Simona Mazzone. Allora, questo è il resoconto. Io comincerei con Peppe Calabrese, perché Peppe Calabrese è un dirigente, cioè quello che sta dentro, insomma, no? Anche il meccanismo del partito. La ricostruzione è corretta, no? Insomma, ci dovevano essere, insomma, doveva esserci una scelta per proporre il nuovo segretario regionale. Si voleva ricandidare legittimamente l'uscente, che è Anthony Barbagallo, e quindi là si aprono poi quello che nel Partito Democratico, nel mondo del Partito Democratico, si chiamano le mozioni. A livello nazionale le mozioni sono state Elly Schlein, Stefano Bonaccini, Orfini e Cooperlo. Quindi su queste mozioni poi si aggregano ovviamente i singoli rappresentanti del territorio. Barbagallo sin dall'inizio è stato come dire, sostenitore della mozione di Elly Schlein. Elly Schlein, a sorpresa, Burtone, Caterina Chinnici, insomma, è diventata segretario del partito. Ricordo che voi tutti i dirigenti volevate e sostenevate la candidatura, quindi il nome di Stefano Bonaccini. Elly Schlein diventa segretario del Partito Democratico, quindi diciamo, come dire, comincia il corso Elly Schlein con chi l'ha sostenuta fino a quel momento, insomma, no? Calabrese, la racconti lei, insomma. Sì, intanto grazie. Io credo che innanzitutto il servizio che ho ascoltato dice chiaramente che siamo un partito che comunque, al di là delle posizioni diverse che possiamo avere io, l'onorevole Burtone e altri, comunque militiamo tutti all'interno dello stesso partito. Un partito vivo. Non parliamo di trasformismo, di cambi di casacca, perché se siamo qui a discutere, siamo qui a discutere per cercare di trovare una quadra che ci metta insieme per essere cominciare a proporre l'alternativa ai siciliani rispetto all'attuale governo, che non dimostra sicuramente di essere un governo eccezionale.
sul congresso noi dobbiamo decidere, dobbiamo capire se dobbiamo essere quel partito liquido che in passato è stato disegnato o se gli iscritti devono avere un ruolo, perché se gli iscritti devono avere un ruolo e le tessere devono contare, io credo che la scelta giusta, soprattutto sui territori, sia quella che a scegliere i dirigenti, i vertici dei partiti siano gli iscritti. E su questo si è consumato, diciamo, lo dimostra il fatto. Burtone l'ha detto, dice noi chiedevamo le primarie per allargare, per coinvolgere anche gli elettori, non solo gli iscritti. Allora, questo partito quando nasce, lo diceva Giovanni Burtone, nasce dalla fusione tra chi veniva dalla sinistra come me o chi veniva dal cattolicesimo democratico, nasce con una funzione ben chiara, quella di andare al governo, di essere un partito a vocazione maggioritaria. Nasce con Veltroni, diventa un partito a vocazione maggioritaria, quindi con le primarie aperte i cittadini, gli elettori, i simpatizzanti decidono di scegliere non solo il segretario del partito ma il premier, cioè il candidato a premier, quindi ha una logica se io invito non solo gli iscritti ma anche gli elettori a fare una scelta rispetto a questo. Oggi il nostro partito, ai noi, sia a livello nazionale ma ancora di più a livello regionale, noi non abbiamo una vocazione maggioritaria, noi non possiamo pretendere di vincere le elezioni da sole, non ci sono questi numeri, ce lo possiamo dire. Allora noi dobbiamo cominciare a parlare di un partito che va dentro una coalizione progressista di centrosinistra, che potrebbe anche andare oltre, se vogliamo andare ad essere forza di governo su progetti progressisti, ma è anche vero che se noi non facciamo decidere gli iscritti, in questo caso io non capisco perché a partire dal prossimo anno l'iscritto dovrebbe farsi la testa. Lo dico da sostenitore di Bonaccini. Io ho sostenuto Bonaccini al congresso, non ho sostenuto la Schlein, ma dal momento in cui la Schlein diventa la mia segretaria, ovviamente io sostengo la mia segretaria perché io ho una logica di partito. Perché mi guarda? Perché io ho una logica di partito, no, voglio arrivare al dunque. Quindi cosa succede? Che nell'ultimo congresso che c'è stato, con Bonaccini abbiamo vinto gli iscritti, invece con le primarie ha vinto la Schlein. Adesso che facciamo? Andiamo al contrario, cioè nel senso che ritorniamo a dire... lui dice questo. Lui dice questo, io dico... Abbiamo delle posizioni diverse su questo. Io credo che anche sullo statuto nazionale di questo partito qualcuno deve metterci mano e secondo me è superata la vocazione maggioritaria. No? In questo momento no. Allora, cerchiamo di fare capire, se no qua ci cambiano canale dopo 3 secondi. Valentina Chinnici, lei che è molto più pratica e pragmatica, lo dico, sostenitrice della mozione Cooperlo, che era quello che prendevano in giro perché aveva il 2% sempre nella divisione delle cose. Quindi insomma, lei in questo momento può parlare, diciamo, da chi se l'è guardata da fuori, è stata indicata vicepresidente del partito regionale. No, eccolo qua. Allora, Chinnici. Sì, solo su Cooperlo almeno una precisazione, è sempre stato dalla stessa parte, da sempre, ecco, quindi il trasformismo non ci appartiene proprio. Riguardo alle primarie, anche io, così come il collega Caracolici, ci siamo espressi in quell'occasione contro le primarie per l'elezione del segretario, proprio per i motivi che si dicevano prima, cioè le primarie hanno un senso quando si va a eleggere il futuro presidente, diciamo di tutto il centrosinistra, ma nel Partito Democratico, per avere il partito una sua forza, deve esserci, secondo me, appunto un'espressione di una classe dirigente, se il partito è in grado di produrla. Altrimenti succede che dobbiamo sempre cercare i papi o le papesse straniere, come è accaduto appunto per Caterina Chinnici, oppure quando ci sono delle elezioni importanti come a sindaco delle città metropolitane, si cerca un nome che è sempre un outsider che può diciamo squadernare o cercare di allargare. Cominciamo a costruire questa classe dirigente e questo è cominciamo a costruirla cercando tra noi, è inutile andarci a cercare fuori. Burtone, questa è la, diciamo... Io ho un'opinione diversa, io rispetto quella dei colleghi. Ho capito. Io credo che il Partito Democratico in Sicilia sia arrivato al punto più basso. Continuare a stringere e a chiudere il partito all'interno dei tesserati è un errore per quel che mi riguarda. E mi sono battuto per fare le primarie, che considero un atto identitario nella formazione del partito, è uno strumento importante per allargare. È stata fatta un'assemblea, c'erano alcuni in presenza,
altri in remoto votavano col computer. Noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice, è stato il punto di rottura. Abbiamo chiesto di sapere chi fosse a votare veramente. Cioè questo elenco non è stato mai dato, ancora non viene dato. Si dicono tante cose, io qui non voglio buttare fango sul partito, ci mancherebbe. Però è chiaro che il Partito Democratico non è una loggia massonica, non è una loggia massonica, ha il dovere, chi custodisce questi nomi, di darli e di dire ha votato Burtone, altri che hanno partecipato al voto, Porto, tutti quelli che... Ho votato al Partito Democratico. Sto portando degli esempi, cioè nel senso che noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice, Burtone, ma questa risposta non ci è stata data. Dopodiché ci è stato detto, anzi, guardate che hanno approvato un regolamento che era stato vidimato dal Comitato di Garanzia Nazionale. Il Comitato di Garanzia Nazionale ha detto noi non abbiamo vidimato nulla. Aggiungo un'ultima cosa. Scusami, vabbè, ma Taruffi non è che è il notaio, Taruffi è un dirigente politico della segreteria della Schlein, quindi credo Antonio, fai la domanda e poi io aggiungo alla domanda Domanda secca per gli esponenti del PD che sono impegnati nella sopravvivenza e nella successione dal punto di vista formale che deriva dal Congresso. Ma come esce il PD da questo quadro, dal punto di vista pratico? Rispondo io. Prego, io vi voglio fare vedere, guardi, Burtone, chiedo alla regia di mettere la grafica, l'ultimo barometro politico dell'istituto SVG, il radar politico, che fotografa benissimo quello che sta succedendo a livello nazionale. Allora, il Partito Democratico è il secondo partito per numero di votanti in Italia. Il primo partito, oltre 30%, è Fratelli d'Italia, il secondo partito è al 22,5% il Partito Democratico. Molto distante, cioè con quasi la metà dei voti c'è il Movimento 5 Stelle, quindi che ha perso un sacco di consensi, molti di questi consensi sono ritornati al Partito Democratico. Questo è l'effetto della segreteria Elly Schlein, c'è poco da fare perché insomma è attrattivo. No? Ma qui non c'è uno scontro tra la segreteria ed altri. Attenzione, io voglio dire una cosa, questi numeri in Sicilia noi non ce li abbiamo perché non li abbiamo come dire, certificati. Sono davvero la metà. Ora, detto questo, diciamo, le responsabilità ve le cercate voi all'interno, ma questo scontro non rischia di avvelenare ancora? Rischia di portare un congresso che non finirà mai. E può finire a un momento all'altro. Io sono in una trasmissione in diretta. Io assumo un impegno. Se tra mezz'ora tirano fuori i nomi di chi ha votato quella scelta di non fare le primarie, noi siamo pronti a fare qualsiasi passo indietro. Lo diciamo da tempo, qua non è uno scontro tra la segretaria e il presidente, a noi poco interessa. Noi abbiamo fatto una richiesta, volevamo che si facessero le primarie, che erano nello statuto, sono state cancellate con un atto che non ha avuto però trasparenza. Cioè la trasparenza è di dire guarda, hanno votato Calabrese, Porto, Burtone. E questa è la trasparenza, specie se un partito democratico in ogni occasione parla di legalità, di regole, di bene comune. Se è un partito che se questo elenco non viene fuori cosa succede? Un congresso che non si chiuderà mai. Dice Calabrese guardi, io lo dico, stiamo facendo. No, lo state facendo in una modalità. Adesso lo stiamo facendo, hanno votato 3.000 iscritti. Cioè scusami, sì. Io non sto dicendo sul piano formale, io sto parlando sul piano sostanziale, cioè la separazione in termini dialettici c'è stata e ci sarà. Tra l'altro il tema che si sottolinea, perché è una cosa che se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, che essendosi presentato un solo candidato si vota con voto palese. Siamo al partito di Putin. Ma voi non vi siete voluti. Ma è stato sempre così. Noi siamo sempre così come? Scusate. Voto palese. Allora, fermi un attimo, devo andare in pubblicità perché vedo che il timer mi sta arrivando la pubblicità dalla regia. Allora, ritorniamo subito dopo la pubblicità.
Rientriamo in diretta, abbiamo aperto in questa seconda parte della nostra trasmissione la pagina delle divisioni del Partito Democratico. Con noi c'è Giovanni Burtone, deputato regionale all'Assemblea regionale siciliana, Peppe Calabrese, dirigente del Partito Democratico, Valentina Chinnici, deputato regionale del Partito Democratico, Alessandro Porto, deputato regionale da poco di Fratelli d'Italia. Siamo però conoscitori insomma anche delle dinamiche Luca, posso fare una domanda? Prego, Giovanni, veramente uno dei motivi che mi fa piacere appartenere oggi a Fratelli d'Italia era questo senso appunto che ha il partito di fare il congresso. Devo dire, io questo piacere non l'ho avuto da anni e quindi dico, ma in questi casi quando è così complessa la situazione, e non si trova la quadra, nelle grandi società si sceglie un esterno in modo tale che, come dire, faccia un po' da mediazione. Io consiglierei Luca Ciliberti, e poi comunque vorrei fare un appunto, ma è possibile Giovanni Burtone, io sono in televisione e i miei amici mi dicono quanto è bravo Giovanni Burtone, veramente una cosa, non mi togliere anche l'elettorato, per favore, è un personaggio. Non mi togliere anche, ti prego, almeno questo no. Quello che dice il collega Porto potrebbe essere una strada, noi l'abbiamo chiesto, un momento di riflessione, di attenzione. Il partito a livello nazionale non pensa alla possibilità di trovare un equilibrio, quantomeno un ragionamento, un confronto. Non siamo stati chiamati. Io ricordo i tempi in cui se c'era uno scontro all'interno di un partito come la Democrazia Cristiana, Partito Popolare, Margherita, venivamo chiamati, ci si confrontava, si cercava di trovare una soluzione. Quindi una soluzione anche esterna per un tempo che possa servire per trovare elementi di chiarimento. Ma io domando il segretario uscente. No, io aggiungo questo. Noi abbiamo chiesto le primarie. Poi si poteva candidare chiunque. Ma non votato, scusami. No, però noi abbiamo subito dopo detto chi ha votato, perché state nascondendo i voti? È una cosa non secondaria. Il cittadino dice vabbè, hanno deciso. Non ha per noi importanza chi abbia votato meno. C'è qualche cittadino che dice no, un partito che si dice democratico deve dire chi sono i nomi. Noi solo questo abbiamo chiesto. Ce l'ha lei Calabrese ce l'ha sta lista lei? Ci sono tre ricorsi. Non ricorsi, noi al di là dei ricorsi. Che lui è perfetto. Io non faccio il deputato, però fatemi noi parlare. Abbiamo chiesto solo questo. Allora facciamo così, Miriam, che poi deve andare via, che deve andare a scrivere. Miriam. Sì, non se ne esce, grazie mille. è come una corazzata a Potionchi, cioè è pazzesco, ogni volta che si entra nel mondo della sinistra, insomma, non mi pare che a destra siano messi molto meglio, ascoltando prima il vicepresidente della Camera. Ma quelli se la risolvono così, 4-4-8. Però io la riflessione la volevo fare esattamente su questo, a partire dal fatto che Luca Ciliberti imposta questa trasmissione per raccontare le fortune all'interno di due grandi partiti. Però osserviamo ancora una volta una differenza, e qui da 20 minuti stiamo soltanto parlando di PD e regole, e quindi la domanda a me spiace tantissimo, ma è dura. Non provate imbarazzo? Cioè, in questo momento stiamo raccontando una serie di emergenze di cui la Sicilia è protagonista inconsapevole molto spesso, e il Partito Democratico è fuori da questo dibattito, perché è impegnato a litigare. Non credo. Allora, posso permettermi, vorrei rispondere subito. Un attimo, purtroppo diamo spazio anche a chi ha parlato meno. Sì, ci mancherebbe. E poi finisco. Sul referendum ci sono i sindacati che dicono ci sentiamo lasciati da soli in questa battaglia perché nel frattempo il PD sta litigando. Ecco, non sarebbe il momento di seppellire questa ascia di guerra? Allora, risponde Valentina Chinnici, Peppe Calabrese e poi lei Burtone che ha parlato un po' di più degli altri. Prego. Io sono trovare subito un'armonia, perché i siciliani non aspettano purtroppo le nostre liti, e sono già almeno 5 mesi da gennaio che questa situazione va avanti. Tra l'altro, quando è venuto il presidente Bonaccini a Palermo, in un'assemblea a cui abbiamo partecipato tutti i deputati, perché lui rappresenta il nostro presidente del partito, lì Bonaccini stesso ha detto adesso mettiamo un punto a capo e basta, si ricomincia a fare
politica insieme. Questa è l'aspirazione di tutti. Ieri a Palermo per il 23 maggio c'erano migliaia di studenti e studentesse in piazza che hanno sfilato, hanno fatto un corteo proprio lunghissimo e non facevano altro che chiederci proprio: ma ci siamo come partito, come PD, ci siete, dove siete, no? Cioè quello su cui dobbiamo stare adesso sono veramente le 1000 grandi emergenze. Poco fa Mulè parlava in maniera trionfale del governo Schifani, ma io veramente mi chiedevo se è il governo che governa la Sicilia, perché sono una puntata su questo. A proposito di tutti gli scandali dell'ASP di Trapani, noi come Partito Democratico abbiamo chiesto il minimo di decenza e il rimborso spese a sostegno di chi sta pagando ancora delle trasferte fuori dalla Sicilia per recuperare il tempo perduto che non potrà più essere recuperato. Schifani non ci ha risposto, non un euro è stato stanziato o viene stanziato per chi si deve pagare adesso delle trasferte dopo che ha avuto i referti dopo mesi e mesi, e sappiamo che quando si parla di mali come il cancro il tempismo è fondamentale. Il minimo sarebbe sostenere queste persone che in questo momento stanno vivendo un calvario doppio. Oppure gli incendi, cioè non parliamo degli incendi, quelli ancora del 2023, i rimborsi non sono praticamente mai arrivati se non briciole assolute. Nessuno di quelli che ha perso la seconda casa nemmeno è stata presa in considerazione, ma chi ha perso anche la prima casa o chi ha perso l'azienda. A Palermo c'è un imprenditore che si chiama Claudio Meri, che ha perso la sua azienda con cui produce miele nere, una vera rarità. Sono persone che sono state completamente abbandonate. Noi eravamo andati dal presidente Schifani con una delegazione di queste persone, dopo 1 anno e mezzo nulla. Cioè veramente sentendo Mulè sembrava che si parlasse veramente della migliore per non parlare dello scandalo sull'acqua, appunto, ne avevate accennato. Dico, quello che è accaduto qualche giorno fa è agghiacciante. Nell'Agrigentino sono stati bruciati dei pozzi, degli imprenditori che volevano mettere l'acqua a disposizione di tutti, anche quelli bruciati. Cioè, ma davvero nel 2025 dobbiamo sentirci dire dalla destra che va tutto bene, che la Sicilia si sta riprendendo? Io non so dove vivano. Quindi c'è bisogno di un Partito Democratico subito, forte, compatto, che riprenda con forza le sue battaglie dentro l'aula, ma nei territori soprattutto, in una cucitura continua e in una coesione forte fra dentro, fuori l'aula, i territori e tutta l'organizzazione del partito che è messa. Ma voi parlate dei congressi, Chinnici, voi parlate del congresso. Roma, chiudo solo su questo. Non parlate di temi, perché non state parlando dei temi? La mia scelta di accettare la vice segreteria, scusa Luca, è stata dovuta al fatto soprattutto di dare sostegno proprio alla segretaria Schlein, perché in questo momento storico in cui abbiamo il governo anche nazionale e nazionalista più aggressivo dal dopoguerra a oggi, abbiamo il dovere come siciliani di dare l'appoggio totale alla segretaria, senza se e senza ma, perché lei sta conducendo e io non ho sostenuto la segretaria subito, appunto, ho sostenuto Gianni Cooperlo, quindi proprio non parlo per primazie personali, non è quello, ma in questo momento storico bisogna stare là. La segretaria rappresenta il partito e senza la Sicilia il PD nazionale non può vincere, e viceversa, senza il PD nazionale qua in Sicilia saremo condannati sempre proprio a essere veramente secoli indietro. Ecco, come quindi dice bene dobbiamo Luca, recuperare unità e armonia. come dice bene Luca, qualunque siciliano che abbia ascoltato questo dibattito del PD sul fatto che bisogna sostenere la segretaria, sul fatto che bisogna capire chi è che ha votato a gennaio perché gli account erano anonimi, sicuramente se è stato elettore del PD sicuramente potrebbe anche pensare di non votare più il PD, perché ci sono delle zone che hanno una crisi idrica molto profonda, c'è un'emergenza sanitaria rispetto alla quale non è sufficiente l'azione di un singolo deputato regionale, che è vero che fanno dei comunicati stampa e delle interrogazioni anche importanti, ma manca il partito. E allora rispetto a tutto questo, qualunque siciliano che assista a questo dibattito, che è prevalente sia sulla stampa che dal punto di vista sostanziale, sicuramente continuerà a non votare il Partito Democratico. Questo è quello che diceva Luca. Qual è la soluzione? Allora, il Partito Democratico
c'è, esiste. Luca, e ciao. io vi ringrazio. Ah sì, scusami Miriam, io devo lasciare Miriam che deve andare a scrivere. Grazie Miriam, Vi come sempre. ascolterò, vi continuo a seguire. Grazie Miriam Di Peri, collega del quotidiano La Repubblica. Salutiamo ovviamente i colleghi che partecipano spesso alla nostra trasmissione. Grazie Miriam, buon lavoro. Ti leggeremo domani ovviamente. Calabrese. Stavo dicendo, il Partito Democratico c'è, esiste e affronta gli argomenti da quando c'è il governo Schifani. Io che seguo da componente della segreteria regionale, segue il gruppo parlamentare che poi è la nostra rappresentanza su tutte le 9 province, ed è un gruppo parlamentare che io vedo unito, coeso, al di là del congresso, e che lavora veramente bene, a partire dal mio parlamentare della mia provincia, Nello Di Pasquale, continuando con Giovanni Burtone, finendo anche ai parlamentari delle grandi città. Quindi su questo non sono d'accordo che il Partito Democratico non è sul pezzo, perché il Partito Democratico è sul pezzo ogni giorno. Io leggo i comunicati e le proposte, anche le proteste, ma soprattutto le proposte, però che mi si dica che il Partito Democratico è in torto perché sta svolgendo un congresso, lasciatemelo dire, ma un partito vero che si rispetta i congressi li deve fare, e se all'interno dei congressi ci sono delle voci discordanti, questo ci sta pure, fermo restando che poi alla fine si tenta di trovare una quadra per essere uniti e per cercare di risolvere i problemi dei siciliani, che non è che sono pochi, e non li ha causati il Partito Democratico. Chiedo, diciamo, perché voi faccio la domanda che si fa a chi ci sta ascoltando il Partito Democratico non c'entra il problema, non si occupa dei problemi dei siciliani. Non è così. Il Partito Democratico c'è, che poi ci sia il congresso, e io qua... Ci sono i singoli, non si vede l'azione del partito. Ma non è così, io difendo... I singoli ci sono, i singoli. Io non sono l'unico che può difendere rispetto alla Chinnici e a Burtone, perché non faccio il parlamentare. C'è un gruppo parlamentare che si muove, e si muove bene, si muove a 360 gradi su qualunque cosa accade in Sicilia, in contrasto con una destra che non esiste invece, perché c'è un governo che non esiste. Scusi Calabrese, io però vi faccio una domanda, diciamo che poi... Però mi faccia finire così. Allora, tornando ai numeri al congresso, nessuno, fino a quando c'era Antonello Cracolici candidato, mi pare che si andava verso 2 candidature. Oh, perché non questa è la mia domanda. E se ha deciso di non candidarsi, e chi comunque non era d'accordo su Barbagallo ha deciso di non candidare nessuno, che facciamo? Annulliamo il congresso? Quindi il partito sta andando avanti, il congresso in questo momento, al di là dei ricorsi che sono legittimi, devono farsi se uno non è sicuro, diciamo, dal punto di vista della legittimità, ma il congresso c'è, in questo momento c'è un segretario candidato, questo segretario candidato sta ottenendo, per esempio in provincia di Ragusa abbiamo chiuso i congressi sui 12 comuni, c'è una partecipazione di oltre l'80% e c'è un voto per il segretario di oltre il 90%, quindi chi sono quelli che non vogliono Barbagallo? Quelli che non votano, ma sono una minima parte. Chi non lo voleva avrebbe potuto non votare. Diciamo, avrebbe potuto non votare, o comunque se ci fosse stato un antagonista si votava con la scheda, ma quando c'è un solo candidato è già tanto, secondo me. Una volta si faceva per acclamazione, adesso si fa col voto palese, lo voti, non lo voti o ti astieni. Quindi io credo che non ci sia nulla di scandaloso, ma quello che chiedo è... Io conosco i meccanismi del Partito Democratico, io conosco ovviamente le tessere, quanto pesano le tessere, ovviamente questo o quel è il rappresentante del territorio. Ma la domanda che vi faccio, dico, al di là poi dei ricorsi che vanno avanti, eccetera, ma perché non ci avete messo un antagonista a Barbagallo in questo caso? Perché c'è un elemento di partenza iniziale, la poca trasparenza, che è continuata, perché poi abbiamo saputo che questo regolamento, che era stato portato come il regolamento approvato dalla Commissione Garanzia, non era stato mai approvato. Quindi ora si vota con voto palese, c'è un solo candidato, ma la segretezza del voto deve essere sempre assicurata, per quello che io so degli elementi centrali della democrazia. Riguardo alle cose dette, è vero, sono argomenti che però nella trasmissione voi avete messo a No, per carità, però voglio dire, noi li abbiamo messi perché e non diamo. Però Burtone, però dico, noi li abbiamo messi per cercare di fare capire. Ma sono talmente arzigolati, non sono arzigolati, perché sono argomenti che interessano la vita interna. Non è una bella pagina, ci mancherebbe. Ecco, questo poi alla fine è il risultato. Noi abbiamo soltanto chiesto una cosa. Nel momento in cui avete negato le primarie, diteci chi ha votato. Perché non viene dato questo elenco? Io
ho detto in questa trasmissione, se ci danno l'elenco tra mezz'ora... Chi lo deve dare questo elenco? Ma lo deve dare il partito a livello nazionale, regionale, lo vedano loro, lo deve dare il segretario organizzativo, il commissario, il segretario regionale. Si muovono, un elenco vogliamo, non è una loggia massonica. Dopodiché io voglio dire questo, io stamattina sono andato a trovare un gruppo per discutere di autismo, poi ho dovuto fare un'attività all'interno del comune, sono qua, nel pomeriggio andrò perché stanno iniziando delle attività nel mio comune che riguardano attività imprenditoriali di ristorazione, perché il paese con questo riconoscimento di borgo più bello d'Italia sta avendo uno slancio, quindi noi giornalmente io inizio la mattina prestissimo e finisco a tardi la sera. Ieri sera sono andato a fare il comizio per l'amico Tiziano e non ho parlato del congresso, ho parlato dei temi che riguardano le nostre comunità. Giornalmente mi batto per la rete ospedaliera che non limiti gli interventi soltanto nelle città metropolitane. Ho fatto una battaglia per la questione che riguarda i dissalatori, l'emergenza idrica da tempo, quando non ne parlava nessuno, né nel governo né in altri ambiti. Quindi noi sul piano politico non accettiamo lezioni da nessun partito, facciamo la nostra parte. Riguardo ai referendum, noi abbiamo raccolto le firme. I sindacati sanno che ci siamo alcuni che ci stiamo muovendo con impegno. Io ho fatto dei video da sindaco con la fascia, quando ho firmato un certificato di cittadinanza ho detto, appena la signora è andata via, la signora ha aspettato 10 anni, noi non lo accettiamo. Io ho presentato un disegno di legge sullo ius scholae per dire che dopo 5 anni di frequenza nelle nostre scuole debbono avere la cittadinanza. Poi ho fatto, in seguito all'assemblea dell'ANCI, una presenza, anche quella mediatica, di comunicazione, in cui ho sostenuto che i sindaci dobbiamo spingere per il referendum, perché il precariato incide negativamente nella produttività. No, io lo dico con chiarezza, io ho le carte in regola. Parliamo della seconda carica dello Stato che dice di non andare a votare. Io parlo per quello che mi riguarda, c'è la collega che lavora tantissimo, gli altri tantissimo, forse più di me, ma per quel che mi riguarda io faccio fino in fondo il mio dovere da deputato e da sindaco della mia città. Forse Burtone, però lo dico a tutti, lo dico anche a chi ci ascolta ovviamente, che ovviamente sappiamo ci sono molti addetti ai lavori anche del Partito Democratico, forse un'unità magari vi aiuterebbe. Ma l'unità noi siamo pronti a farla. Vi potete arrovellare su sta lista? No, non c'è da arrovellare nulla, non c'è da arrovellare in segreteria non la abbiamo trasparenza in un partito è fondamentale, perché da oscurità ad oscurità non si può andare avanti. Vedremo cosa succederà. Allora, ci dobbiamo fermare. In segreteria non abbiamo mai votato qualcosa non all'unanimità, che riguardi liste o altre cose. Quindi dobbiamo fermare perché io ho gli ultimi minuti di trasmissione e voglio sapere qual è lo scoop di Alessandro Porto contro il suo ex partito, che non è un partito così, è l'MPA di Lombardo, adesso diventa Grande Sicilia, eccetera, eccetera. Quindi dopo la pubblicità lo scoop di Alessandro Porto. Rientriamo in diretta. Io devo dire a Simona Mazzone e Antonio Condorelli che secondo me dobbiamo creare dobbiamo rimettere insieme anche il dietro le quinte di questa trasmissione quando siamo in pubblicità, perché c'è un'altra trasmissione, lo dico ogni volta, nasce un'altra trasmissione con altri argomenti, altri dibattiti, eccetera. Vabbè, detto questo, parentesi, Alessandro Porto, fermi tutti. Allora, qua Giovanni Burtone, Calabrese, Valentina Chinnici, Antonio Condorelli, Simona Mazzone in regia. Qua adesso c'è lo scoop di Alessandro Porto. A me è troppo simpatico. Alessandro, allora, che è successo con l'MPA? Perché te ne sei andato sbattendo la porta all'MPA? Ma non ho sbattuto la porta, Luca, ma infatti mi ha stupito la nota fatta dai consiglieri comunali che non sono firmati, quindi credo che non tutti erano d'accordo sul fatto della nota. Anche un po', come dire, un po' troppo rancoroso, no? Il fatto che abbia avuto l'incarico, cioè io veramente un anno ho lavorato gratis, ho preso un mese di stipendio, quindi ho fatto un favore al partito che ho aiutato Di Mauro a fare il lavoro che doveva fare, ho fatto l'assessore, ma forse qualcuno dimentica che io ho fatto la seconda lista del Comune di Catania, che ha permesso anche a qualcuno, come dire, di avere qualche posizione in più e quindi oggi ad essere ben e comodo seduto.
L'assessorato quindi, come dire, nasce da un fatto appunto che, essendo un outsider della politica, che ha il suo consenso, ha portato 4.000 voti all'interno della seconda lista, e quindi credo che l'assessorato, che io comunque non volevo, perché mi era stato proposto di fare il capo di gabinetto proprio dall'onorevole Di Mauro, che devo dire la verità avevo anche gradito, perché sarebbe stata una bella esperienza. Ho fatto l'assessore, sono contento di averlo fatto con Trantino. Dico, mi sarei aspettato dalla nota fatta dai consiglieri, diciamo, tutte le cose che diciamo, ho fatto e che loro forse non conoscono, perché magari non hanno seguito. Dico, mentre altri partiti. Scusi, però adesso andiamo, proiettiamoci. Ma ti voglio raccontare poi l'aspetto finale. Dico, qui io ho letto dei giornali che hanno fatto un altro partito, si chiama Grande Sicilia. Io l'ho preso dai giornali, sono stato invitato come tanti del partito, mi sono recato ad Enna, come noi, ce l'hai mi sono scoperto da questa seduto, una signorina mi ha detto: guardi, o trova posto se ne va, quindi no, prima non c'era neanche un posto. Dico, ero uno di quelli che, come dire, potenzialmente ero quasi deputato, perché quello è un momento che chiaramente c'era la sostituzione in corso, e ho saputo in quell'occasione che era stato scelto anche l'assessore che io avrei dovuto supportare, dico, in giunta. Non ho mai sentito, mai incontrato, lo conosco da tanti anni, ma non so neanche quale un ragazzo, mi ricordo quello di Enna, il figlio di un amico. Coliani, l'assessore regionale. Scusate, non mi veniva in mente in questo momento, non ho voluto fare una cosa esatta. Coliani, Francesco Coliani, che conosco da tanti anni, devo dire, mai incontrato e mai sentito negli ultimi anni, ma devo dire la verità, la cosa che mi ha più stupito, io credo che ogni padre, ogni madre che si laurea la figlia, si laurea il figlio, credo che si rechi presso l'università per, come dire, festeggiare, condividere quello che è un momento importante, soprattutto per chi come me inseguiva da tanti anni, soprattutto da solo, perché i voti nessuno può contestare che sono miei e solo miei, senza nessun aiuto da parte quindi voglio dire, arrivo lì, non trovo nessuno, se non Giuseppe Lombardo, che era comunque obbligato, anche perché aveva dovuto partecipare alla seduta della commissione di verifica, e mi ritrovo chiaramente da solo a giurare. Non ho ricevuto una telefonata di congratulazioni, né una telefonata neanche dall'assessore che avrei dovuto. Devo dire la verità, sinceramente, mio figlio, che era con me quel giorno, mi ha chiesto: papà, dice, ma il partito dov'è? Ho detto, sicuramente siamo stati impegnati, ci sono tante cose da fare in questo momento in Sicilia, quindi figurati se hanno avuto il tempo. Devo dire, ci ho rimurginato tutto il giorno, finché la notte, ve lo dico sinceramente. Un fatto, credo che tutti, chiunque avrebbe vissuto questa, come dire, questo momento un poco brutto, no? Perché dopo tanti anni che insegui come dire, quella possibilità di andare su quello scalo, dove ho avuto la possibilità anche di ringraziare, di esprimere e soprattutto anche raccontare qual era la mia idea del parlamentare. Devo dire la verità, mi sono svegliato alle 4 di notte e ho detto: ma perché io da solo ho dovuto giurare? Ma perché non c'era nessuno? Mi sono fatto le mie idee, sinceramente. Ne sono convinto, anche perché conosco benissimo la mentalità del movimento, che chiaramente, appunto, io ero un outsider, non ho mai partecipato a un congresso, non c'è stato mai, anzi, non c'è stato mai un tesseramento, quindi e sono stato sempre visto come uno esterno anche nell'atteggiamento, eccetera. Quindi non capisco questo cambio di casacca di cui parlano. Se uno non c'è stato mai in un posto, non può cambiare. Quindi, perché in effetti, scusa, hanno cambiato loro, perché io sono entrato. Hai visto Burtone, le tessere che servono? Ma io sono entrato popolare autonomisti, poi hanno fatto MPA e adesso Grande Catania, quindi mi pare che hanno cambiato più loro che io, voglio dire, con tutto il rispetto. Onorevole, perché? Ma devo dire, sta morendo alle risate. Voi non la posso chiedere alla regia di mettere conto, perché dottore, dico, la ringrazio per la domanda, perché devo dire la verità, non avendo aderito mai a nessun partito, e come dire, sono stato sempre, dico, un outsider, un candidato più che uno dei, come dire, dei partecipanti, degli associati. Dico, ho incontrato, mi aveva chiamato Sbardella, l'ho richiamato, mi ha detto che era a Roma, mi ha detto: guarda, Sari, io ho detto: guarda, ma se io salgo a Roma, avrò la possibilità anche di incontrare i vertici del partito, perché io volevo, come dire, un rapporto, anche, come dire, delle garanzie, perché dico, non è possibile che uno da anni che mi si accusa, e mi hanno detto: guarda, se sali domani hai la possibilità di incontrare i vertici, tra cui anche
la Meloni e Arianna. Ho preso l'aereo, sono salito, ho incontrato Arianna, devo dire una donna straordinaria che io non conoscevo, e senza che io chiedessi nulla, perché è inutile che qualcuno dice tu cosa hai chiesto? Ho chiesto nulla. Lei stessa mi ha detto una cosa bellissima, ha detto guardi, prima andiamo di lei, parla di lei, mi ha dato del tu, guardi, questo è un partito dove ci sono le regole. Qui non ci sono figli e figliastri, chi chiaramente è militante da tanti anni è chiaro che ha un occhio di riguardo e di rispetto, ma non è che questo significa che hanno, come dire, dei valori aggiunti o hanno, come dire, dei diritti in più. Noi in questo momento, la Meloni sta guardando alla società civile, a un allargamento anche verso il centro. Dico, tu rappresenti il modello, perché comunque tu sei un uomo che comunque mi dicono che hai preso 6.000 voti, dove ogni sezione 3 voti e 5 voti. No, lo scoop te lo racconto dopo. Ancora devo dire lo scoop. Quindi alla fine, devo dire la verità, ho fatto la scelta, come dire, più naturale. Io non ho chiesto nulla, non ho nulla. Sono in un partito dove chiaramente ci sono big della politica, quindi non sarà neanche facile essere rieletti, però nella vita, vuol dire, io rappresento 6.000 persone, 5.000 persone che comunque hanno sempre creduto in me. Lavorerò in tal senso con le regole, sperando, perché io ho il suo numero personale, mi è stato detto che se ci sono problemi o qualsiasi cosa posso chiamarla direttamente, era quello che volevo, cosa che non ho avuto prima, perché dopo io ho avuto problemi, chiaramente non mi è stato garantito, ma soprattutto, vi devo dire la verità, ma lo sapete qual è lo scoop? A sto punto noi possiamo dialogare con la Meloni, visto che guarda verso il centro. Raffaele Lombardo in persona mi ha detto: Alessandro, ma non fare il parlamentare, fai l'assessore, rinuncia al parlamentare e fai l'assessore. Quindi se tu poi sommi, quindi non c'è, quindi perché mi chiede questo? E chiaramente non c'è questa, come dire, questo entusiasmo che porto vado a fare il deputato. O perché quindi si sperava in un rientro di Castiglione? No, che c'entra? Quello comunque il sostituto non c'entra. Dico, allora, quindi chiaramente questo, assommato al fatto che comunque tu non trovi nessuno nell'assemblea, dici, chiaramente è chiaro che la mia presenza non è gradita nel ruolo di deputato, forse magari in altri ruoli sarei stato gradito, quindi mi faccio la mia partita tranquilla e serena, senza nessun problema. Spero che tutto questo, come dire, ognuno si faccia il suo percorso in maniera serena e ognuno si faccia la sua partita. Parliamo di programmi, parliamo di interesse del bene comune della nostra città, lasciamole stare di rincorrerci ai fatti personali, alle beghe, alle cose, ma ci sono tanti di questi problemi in questa città. La gente ma qua non puoi sbagliare più, cioè, sono finiti i partiti. Cioè, ma io non sono mai stato nel PD, con tutto il rispetto, devo dire, per il partito che devo dire, no, rispetto, perché devo dire la verità, per chi come me è uno che ama la politica e comunque tutti sanno che io sono uno che ho il rapporto personale con l'elettorato, io devo dire la verità, un grande rispetto l'ho sempre avuto nei confronti del Partito Democratico, perché comunque è un partito. Questo dibattito che noi stiamo ascoltando, ma io non sono d'accordo che allontana l'elettorato. Il fatto che comunque ci sono persone che si battono e in maniera, come dire, determinata per poter chiaramente chiedere i suoi diritti all'interno di un partito, ma questa è democrazia. Ma qua la democrazia si distingue da questo. Non te lo dico cosa sei, guarda, veramente, stai lasciando un'altra porta aperta qua. No, ma guarda, assolutamente, guarda, ho tanti amici nel PD. Faccio vedere la vignetta che ha fatto. Non è una cosa che mi appartiene, recuperiamo la regia, che non ci vada. Questa con la vignetta che ha fatto Totò, che tu non hai potuto vedere perché ovviamente sei arrivato dopo. La vignetta che ti ha dedicato una vignetta, Totò Calì. Vediamo se la ritroviamo. Nel frattempo saluto Valentina Chinnici, deputato regionale del Partito Democratico. Grazie Valentina Chinnici. Grazie. Saluto Giovanni Burtone, ci vediamo martedì. Saluto anche Giovanni Burtone, grazie per essere stato con noi, certamente un valore di questo Partito Democratico. Saluto, eccola qua la vignetta, aspetta Calabrese, intanto prima di salutarla. Alessandro Porto cambia di nuovo casacca, questo l'ha scritto Totò. Dice, e niente, dopo la terza casacca si chiama cosplayer, perché adesso c'è Etna Comics che sta cominciando e dice la satira è questa. Guarda, ma io apprezzo, guarda, devo dirti, sono contento. Abbiamo finito. E mi si dedica anche la vignetta, devo dire, questo è un fatto, come dire, di grande notorietà. Nella mia notorietà, grazie a Luca Silvestri. Io veramente è un ottimista nato per natura lui, hai visto? Così bisogna affrontare le cose. Complimenti. Bisogna affrontarle così, le cose e la vita. Bravo Alessandro Porto. Allora, grazie anche a Antonio Condorelli, grazie a Peppe Calabrese, dirigente del Partito Democratico, grazie Alessandro Porto. Grazie a voi. Che è stato con noi come sempre, non ha paura a metterci la faccia anche davanti alle telecamere. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, vediamo se riusciamo un po' a spiegarvi che cosa sta succedendo con il referendum, visto che tra un po' si andrà anche a votare per questi referendum. La prossima settimana buon proseguimento, buon fine settimana a tutti i nostri telespettatori, ciao.